Tam Cagliari con un artista, Anton Murgia, Anton, che ieri ho incontrato casualmente a Cagliari. Andava in giro con la sua cartellina di disegni e la sua continua, permanente elaborazione di linguaggio e di ricerca di stile. Dopo avermi incontrato, gli ho chiesto ad un certo punto come stesse relazionando la divulgazione del suo linguaggio artistico, come se lo immaginasse relazionato con chi ne venisse in contatto, e lui mi ha regalato un suo elaborato grafico, elaborato realizzato con un'uniposca, quindi è come se fosse un graffito, un segno urbano su carta, e di lavoro questo. Lavoro molto interessante, c'è una figura maschile in primo piano, e con un taglio prospettico metafisico. Rispetto a De Chirico cambia che non è il guanto l'oggetto anomalo e forse un po' anonimo che regna sul significato, sul non significato simbolico da ritrovare all'interno dell'equilibrio compositivo che travalica la razionalità, che va oltre la razionalità, va oltre appunto la fisica. Ma l'oggetto dominante, misterioso all'interno della composizione di Anton Murgia, Anton, è una scarpa di donna, scarpa rossa di donna, uomo in primo piano, lavoro che cita la metafisica ma va oltre la meta della metafisica, e il contenuto pratico e poetico dell'elaborato appare essere qualcosa in realtà di molto concreto, di molto materiale, legato alla libido maschile.